col doppio sulla fronte, Alberto Bressan Pasteoli, blogger del running, che farà le riprese nell'andare e tornare al doppio 2014. E Said Bullalia che fa una corsa in montagna è una mezza novità. Allora andiamo a fare una descrizione del percorso un po' più dettagliata. La partenza dell'andare e tornare al doppio, ormai è tutta la settima edizione, è a quota 680 metri nell'abitato di Milies, uno dei più belli abitati della provincia trevigiana per quanto riguarda la beltà turistica. Percorso che salirà per 6,5 km con una pendenza di circa l'8% fino alla quota 1300 metri sul livello del mare del Monte Zogo o Monte Doc, situato ai 6 km e 500 metri. Un primo controllo sarà ai 1060 metri nella località Piana, ai 3,5 km, e un primo ristoro sarà situato ai km 5. Ripetiamo quindi che il punto più alto a 1300 metri sul livello del mare del Monte Doc è 6,5 km. E poi inizia la discesa che porterà ai 1030 metri dell'ottavo chilometro del Col d'Afi, per poi scendere in maniera più blanda, un po' meno scoscesa, fino al ristoro di Posetta, al 10° chilometro, 870 metri sul livello del mare. Da lì la strada inizia a semispianare fino alle Emiliane, 11 km, 705 metri sul livello del mare, e poi verso l'arrivo, 1 chilometro ancora abbondante, il ritorno a Milies, appena qua oltre l'arrivo, nelle località aziendali, agricole, a 680 metri ancora sul livello del mare, 13 km 13, andare e tornare al dopo. Cristian Somarella, Elian Costa, Edo Nani, il campo femminile, Silvia Serafini, record woman del percorso, e poi Silvietta Rampacco, Manuela Moro, Gino Di Patrizia, Edo sulle mani, sulle mani, lascialo se piano che cazzo. Sulle mani per tornare al doc, su! Allora siamo pronti, signori, dall'anno 2008 all'anno 2014, sono 7 anni di andare e tornare al doc. Il percorso è fatto così, all'inizio si sale, poi si sale ancora un po' fino alla metà della salita, a metà della salita c'è ancora salita, su fino al 1300 e poi come l'acqua si torna giù. Ti aspetto al traguardo, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, partita! Signori, il Signore chiunque esso sia, diamo i Ehi!
quarto chilometro e mezzo e continuiamo a salire, però sono in buona compagnia, no Fioi? Ah sì, una volta anche per il giù, anche se tu. Va buon dai, una bella panoramica Drio. Manca poco. Spettacolo! Spettacolo! Ultimo tratto di salita, dai che è fatta, e poi chi ha gambe va giù. Basta non dar d'oro volo. Albi, a due, bravo.
Maurizio. E Biadeni al traguardo. Contrada di Biadeni al traguardo. C'è nel nugolo degli arrivi anche un finisher dell'antico trail del contrabbandiere che andrà in scena tra poco per la sua prossima edizione. E attenzione, la terza donna si avvicina per la terza posizione femminile. Crine al vento, maglia azzurra, l'atleta di Trichiana, eccola qui, Manuela Moro, terza donna al traguardo.
E andiamo per la quarta posizione femminile. Stringe i denti, chiude in spinta ottima Tina Sbrissa al traguardo, quarta piazza. Condensato di muscoli e sudore al traguardo dell'andare e tornare dal Doc. Bentornati signori o signorini. Ed abbiamo anche la quinta donna al traguardo, porta il numero 139. Morena dal Pos, quinta donna. Con la Campigotto alle spalle. Il professor Trentin e Michela Campigotto, sesta donna. Trento! Grande! Numero 215 al settimo posto femminile. Il sindaco Marino Fuso. Ecco qua, siamo con Trentin, un mito delle corse trevigiane. Allora, com'è andata? Io sono con il mio amico Pasteo, grande blogger. È andata una discesa spaccagambe, mi sono divertito, il cielo ci ha risparmiato, è tutto quanto una bella cosa. Speriamo che anche le prossime gare siano così. E saranno così. Ciao! Speriamo di vivere e di correre fino a 90 anni. Anche a Massa. Con Pasteo fino a 101.